E rieccomi con leggero ritardo al quarto episodio del Talking Shit. Mentre mi sono fatto vivo con un post su Instagram dicendo anche che avrei fatto un piccolo annuncio. Ecco qua, il vostro Shish sbarca anche su Twitch. Allora, tutto inizia per via di un mio amico che ha cominciato a fare lei su Twitch per divertimento e mi ha proposto di farne parte anch'io. Quindi cerchiamo di portare intrattenimento, ma soprattutto tanta ignoranza. Al momento siamo con Rocket League e delle volte anche su Coder modalità zombie. Quindi vi invito a seguire il suo canale Twitch Anzios93 e se volete anche il mio canale Twitch come Shishi Ignorante, originalità top, e se volete che non si sa mai che un giorno possa fare anche una live contro mio sul mio canale. Grazie mille a chi lo fa. Bene, ora iniziamo pure con le domande. Il canale 4 è Baby. Secondo te Peonia ce l'ha ancora con te per la battuta di Delete? Spero di no, anzi, Peonia, se mi senti, perdonami, prossima volta cerco di sparare una battuta ancora più grossa. Monte Kangara. Guardi spesso le LED per il bagno? Spesso e volentieri. Ma il prossimo Tokishi uscirà nel 2021? Eh sì, infatti è uscito quello nel 2021. Nel prossimo penso di farlo uscire nel prossimo anno, nel 2022. I was in peace! Qual è il tuo miglior momento di sempre su Rust Legacy? Ci sono stati molti momenti epici storici su Rust. Tipo la scelta è difficile. Cioè mi viene subito a pensare al multitasking come prima cosa. Hai in programma fare nuove UCP? Sicuramente ci saranno e sono già in programmazione, quindi preparatevi. Ne ho già una in programmazione, sto aspettando che esca un video di uno youtuber che non vi dico chi è, vi dico solo che deve tirare ancora fuori un video per concludere la sua serie. Non dico altro, vi lascio col fiato sospeso. Perloman! Ti posteresti a letto Santino o Santina? Preferisco Santina, va. E finiamo con Ignorance is better. Che ne pensi della signora Concetta? Non lo so, non la conosco nemmeno. E non so neanche come sono le vongole sue, quindi se mi paghi anche un pasto potrei assaggiare così e poterti dare un giudizio. Ora come ora non lo so. Andrei mai a Bari a trovare Danny Wrestling? Allora, fa conto che io abito in Veneto, perché sì, sono Veneto, sono Veneto, fioro! Quindi dovrei sopravvivere a ben più di 8 ore di viaggio. Poi, sono troppi soldi, benzina e ritorno, quindi Danny, se mi senti, se dobbiamo farlo, meglio che vieni tu qua da me, ecco. Bene, siamo alla fine del Talking Shish. Ora vediamo se il prossimo uscirà nel 2022. Grazie per aver visto il video, iscrivetevi al canale, attivate il din don della notifica e lasciate un like. E ci vediamo al prossimo video!